Se io oggi sono qui ad uno scoprimento di lapide è perché in questa città si è scelto di intitolare coralmente queste strade non solo a Paolo Borsellino, non solo a Giovanni Falcone, non solo a Francesca Morvillo, ma anche questi ragazzi che sono morti insieme a lui, sono morti insieme a Paolo, a Giovanni, e che devono essere onorati veramente come eroi, perché per noi eroi non è Vittorio Mangano, quello che qualcuno ha avuto l'impudicizia di proclamare eroe, dicendo che deve essere considerato un eroe perché nonostante fosse in carcere, condannato a più anni, ha scelto di non rivelare i nomi dei politici, delle personaggi istituzionali con cui era in contatto. Quello non è un eroe, quello è il loro eroe. I nostri eroi hanno questi nomi, hanno i nomi di tutti questi viali confluenti in questa piazza che oggi qui sono stati intitolati a questi ragazzi, perché questi ragazzi non sono solo i ragazzi della scorta. Io ricordo una volta ero con una mamma di uno di questi ragazzi ad un incontro e un giornalista si avvicinò e chiese a una mamma come si chiamava suo figlio. Quella mamma scoppiò a piangere e disse: io sono la mamma di un ragazzo che si chiamava Scorta. Ecco, questo non deve più succedere ed è per questo che io oggi sono voluto venire qui a fare memoria di questi ragazzi, non a piangerli, non a commemorarli, perché non c'è bisogno di lacrime, non è tempo di lacrime, è tempo di lottare, è tempo di gridare, è tempo di gridare come quello che è stato scelto qui come simbolo di questa manifestazione: io non ho paura! È questo che dobbiamo gridare, non perché non abbiamo paura, ma perché abbiamo, come diceva Paolo, abbiamo anche il coraggio di affrontare la paura. Paolo aveva paura, sarebbe stato un incosciente se non avesse avuto paura, ma Paolo aveva anche il coraggio per affrontare quello a cui andava incontro. Falcone e Borsellino.